Buongiorno, si accomodi, venga qui per favore. E rimanendo un secondo in piedi, legga ad alta voce la formula che vede su quel foglio. Non c'è bisogno del microfono, Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Si accomodi pure, grazie. Parlando al microfono, rispondere alle domande che le faranno le parti. Buongiorno, sono l'avvocato Pantano e difendo Nicole Minetti. Lei conosce il presidente Berlusconi? Sì, sì. Si ricorda quando l'ho conosciuto, in che occasione? Sì, io l'ho conosciuto a Ferragosto 2005, in Villa Certosa, perché sia io che mia sorella lavoravamo al meteo del TG4 e lui ci aveva chiamate, c'era anche appunto il direttore del TG4, nulla. Ma questo. E questa cena, ricorda c'era questa cena, chi era presente, sì. Come si svolse questa cena? Sì, era una cena normalissima, c'era Valeria Marini, Alba Parietti, Gigi D'Alessio, cioè vari personaggi delle reti Mediaset, o comunque tanti personaggi pubblici e amici del presidente. Lei conosceva tutti o c'erano persone che non No, io non conoscevo proprio nessuno. No, di vista intendo. Ah, di vista, certo, assolutamente sì. Ma c'erano anche persone che lei non conosceva? Cioè, io li avevo visti televisivamente, appunto quelli che ho elencato, poi appunto persone che non conoscevo, essendo la prima volta che comunque ero a cena a casa del presidente, non conoscevo i suoi amici ovviamente. Bene. Senta, a quante altre cene ha partecipato nel corso del tempo? Diciamo che lo vedevo, cioè, magari una volta l'anno, se organizzava una cena di Natale, così. Erano tutte cene organizzate, venivo chiamata dalla sua segreteria. Lei veniva da Brescia? Sì. Da Brescia? Sì. A queste cene qui. E come sì. ci veniva? Con i miei genitori, mi accompagnavano i miei genitori. Sia lei che sua sorella? Certo. Mi permetto di fare questo salto nella domanda e non chiedere se c'era anche la sorella, perché ce l'ha detto la sorella. Lei andava a queste feste con sua sorella? Sì. Sì. Senta, più o meno a che ora arrivava, più o meno a che ora andava via? Arrivavo alle 8:30, 9 e andavo via a 00:30, l'1, fino a quando appunto finiva la cena. Senta, nel corso degli anni, partecipando a queste cene, lei ricorda in quale, innanzitutto lei ha mai conosciuto Nicole Minetti? Sì, l'ho conosciuta. Si ricorda più o meno quando l'ha conosciuta? Io l'ho conosciuta la prima volta 2 anni fa. 2 anni fa era appunto la cena organizzata per la sua laurea e quella era la prima volta che la vedevo. Ho capito. E ha avuto modo di frequentarla oltre che alle cene? No, cioè l'ho conosciuta lì, ma al di fuori delle cene no. Senta, cerchiamo di descrivere allora queste cene, come si svolgevano generalmente e poi ci racconta, o meglio, le cene a cui lei ha partecipato avevano tutte uno stesso andamento o no? Sì, avevano tutte lo stesso andamento. Ce lo può descrivere? Certo. C'erano comunque, era una cena conviviale dove il presidente appunto ci intratteneva i suoi ospiti con barzellette, canzoni, c'era anche magari a volte Apicella, altre volte altri cantanti che comunque intrattenevano tutti, si parlava anche di politica, comunque degli avvenimenti contemporanei. C'erano anche altre persone, c'erano anche camerieri, le guardie, comunque era una cena conviviale normalissima. Senta, a qualcuna di queste cene ha per caso conosciuto El Marouk Karim? L'ho visto una volta, perché poi l'ho riconosciuta dai telegiornali. Quindi l'ha riconosciuta dai telegiornali sì. E si è ricordata che una volta l'aveva... Sì, una volta l'avevo vista perché si era messa a ballare la danza del ventre. E quindi lei era rimasta impressa? Sì. Senta. E l'ho vista soltanto quella volta ed era penso febbraio, non so, 3 anni fa, roba del genere.
Senta, nel corso di queste feste lei mi dice che questa ragazza ha ballato la danza del ventre. Ricorda altre performance di altre ragazze, cioè altre ragazze che hanno fatto altri balletti e che tipi di balletti, se lei li ricorda e se ci sono stati soprattutto. Sì, appunto si parla di questo fatidico bunga bunga che era assolutamente passare al piano di sodo inferiore dove c'era una discoteca e dove le ragazze magari, appunto essendo anche starlet del mondo dello spettacolo, magari chi faceva la danza del ventre, chi cantava, comunque per intrattenere gli ospiti, o comunque erano danze modi burlesque, non c'era niente di scabroso, niente di sconveniente, assolutamente. E questo è sempre successo? Nel senso, Non sempre, non sempre. No. Ricorda in quale occasione è successo? Non lo so, cioè, adesso non le saprei neanche dire quali, cioè è successo ma un paio di volte, così, ma nulla di quello che è stato detto, almeno per quanto posso Lei dice dire quello io. che è stato detto per capire. Sui giornali, ma qui Sui noi giornali. adesso... Ah, no, lei non ok. deve far conto, noi non sappiamo nulla di Ah, quello va che è bene, stato va bene, detto sui comunque per giornali. quanto mi riguarda io non ho mai visto niente di sconveniente, Senta, assolutamente. c'era anche sua sorella giù a Sì. questa spettacolina. Sì, ma questa- tutti gli ospiti tutti gli c'erano, non è ospiti, che ok. venivano scelti, prescelti. Scendevate dopo cena tutti quanti, Sì, normalmente? tutti, sì, Ok. sì. Poi c'era magari chi andava via prima, o comunque perché aveva le Certo, macchine fuori, certo. tipo, non so, Emilio Fede, così. Ok. Prego. Senta, a queste coreografie lei ha mai partecipato? No, perché non sono bravi, mi vergogno e non sono bravissima a ballare. E invece, A cantare sì, sia io che mia sorella cantavamo. e avete mai cantato? Sì, Più o meno quando? A inizio, a fine cena? ma dipende, o durante la cena comunque, o perché al presidente piaceva come cantavamo. Una volta abbiamo anche preparato una sua canzone scritta da Mariano Apicella e gliel'abbiamo cantata in coro io e mia sorella. Bene, lei ricorda se durante queste cene ci sono stati degli spogliarelli nudi, No, seminudi? no. No. Quello che ha detto... No, se appunto una tenuta da danza del ventre può essere seminuda, ma io, cioè... No, io parlavo di nudi No, non integrali. parliamo- No, Non assolutamente. parliamo di costumi di scena, Ah, ovviamente. ok, non no, di queste cose no, qui. nudi no. Ma anche perché c'erano comunque amici del presidente, non sarebbe neanche stato carino, penso, anche Lei- assistere a spettacoli del genere. Ha mai visto la Minetti nuda o seminuda durante balletti, No. spettacoli, insomma No. in casa? Lì, Ah, no, ad Arco, assolutamente in mano. no. Senta, e quindi alla fine della serata, di queste serate, lei si licenziava come? Salutava e se ne andava? Succedeva qualcosa di particolare? Sì, ad una certa ora appunto salutavo il presidente e sia io che mia sorella ci concedavamo, ce ne andavamo via. Sì, Concedavamo. senta, in questo... Ci concedavamo. Concedare. Concedare, sì. Un pericoloso lapsus. Lo so, l'italiano. Vabbè, senta, Ho visto che avevo colto qualche... Sì. non sono stato così malizioso. Come? No, niente, stavo pensando. Senta, alla fine di queste serate lei e sua sorella ricevevate del denaro per caso? No. Lei ha mai ricevuto del denaro dal Presidente e se sì, quando? Sì, O da quando? quando è scoppiato questo caso mediatico, dal momento che comunque sono state chiuse a noi tutte le porte di lavoro, per qualsiasi, anche la vita sociale a noi è stata compromessa e quindi grazie al cielo lui ci sta dando una mano. Riesce a dirci un momento iniziale in cui ha cominciato ad aiutarla il Presidente? Economicamente, ho capito bene? Sì. Da quando? Lei dice da quando è scoppiato? Da qualche mese, quindi non lo so, comunque ci sono i miei bonifici, potete andare a vedere. Cioè Se lei ci dà le indicazioni ci fa una cortesia, nel senso da qualche mese da ora o da qualche mese dopo che è venuta fuori? Sì, dopo che è venuta fuori tutto questo caso mediatico. Quindi qualche mese dopo lo scoppio dello scandalo, l'emergere dello Sì, scandalo, chiamiamolo così. 3 o 4 mesi dopo. 3 o 4 mesi dopo, ok. Quindi parliamo del 2011 all'incirca. Non
Non mi ricordo se a cavallo appunto tra 2011 e 2012, comunque io ho il conto Banco Posta, adesso non ve lo darei adesso il mio IBAN, però se fosse necessario darei anche quello. Senta, come contribuisce? Quanto le dà? 2.500 euro. Ok. Scusi, avvocato. No, prego, Presidente. Ormai le domande sono sempre le stesse. Abbiamo un cliché, una routine pazzesca. Basta, io non avrei altre domande. Avvocato Righi, domande? Aspetti, Pubblico Ministero, domande? Pubblico Ministero? Ha domande? Scusi, lei ha ricevuto i soldi per comprarsi una Smart? Sì. Quanto ha ricevuto? Non mi ricordo, però avevo necessità di un'automobile e gentilmente mi è stata donata. Cioè lei ha chiesto, stiamo parlando del Presidente ovviamente. Non ho chiesto, lui sapeva che eravamo in difficoltà economiche, sia Sì. io che mia sorella, e lui ha detto cosa vi serve, la macchina ce l'avete per venire anche per non far stare i miei genitori sempre fuori. Ha detto ragazze se avete bisogno di un'automobile. Non ci ha regalato la Mercedes, voglio dire, una Smart. Ma era sua e di sua sorella? Sia a me che a mia sorella. Ah, quindi una per lei e una per sua sorella? Sì. Ok. A noi risulta un assegno circolare per il valore di 12.400 euro. Per la Smart? Per la Smart. Ah, può darsi, sì. Ecco, questo regalo lei si ricorda quando l'ha ricevuto? 2011. Guardi, d'estate 2001, non lo so, non mi quindi ricordo. lei lo ricollega ai danni morali, diciamo, per lo scandalo? No, forse anche prima, non è quello. Perché è un anno prima. Ah, no, vabbè, È un allora anno quello lì prima, no. il 13 maggio del 2010, quando lei non aveva ancora ricevuto danni morali. Lo so. Ma era comunque un nostro amico, quindi cioè, comunque a lui chiedevamo un sacco di cose, anche dei consigli lavorativi o che cosa, ma senza mai aver nulla in cambio. Lei è mai rimasta a dormire ad Arcore? No, mai. Sapeva che c'erano delle ragazze che restavano a dormire? No. Non le è mai No, stato... non chiedevo a nessuna che... Non le è mai stato detto? No. Lei risulta presente, almeno stando alle celle telefoniche, a una cena avvenuta il 24 di agosto del 2010. Lei ha ricordi specifici su questo evento? No. No, non ricordo. Non ha ricordi specifici? No, ho sempre descritto le cene ed erano più o meno tutte uguali. Tutte uguali. E un'altra cena invece del 26 settembre del 2010, in cui lei risulta presente insieme a sua sorella Manuela. Ha dei ricordi su questa cena? Idem, quello No. che ho detto prima, no. Ma io ho detto che ho partecipato a queste cene, cioè non mi sta dicendo nulla di nuovo, l'ho detto Sì. prima. Era per vedere se le ricordava una volta che Ecco, le lei sono ha state date delle date più o meno, cioè date che Sì, ma, risulterebbero no, ma dalle... cioè, assolutamente, se è così sarà così senz'altro. Ecco, ma ci può dire, lei ha parlato di spettacoli di burlesque, ci può dire più esattamente? No, ha parlato di ragazze che cantavano. No, ha si detto esibivano. burlesque? A volte sì, anche burlesque. E il burlesque in che cosa consisteva? I burlesche erano tipo spettacoli da bagaglino dove comunque non si rimaneva assolutamente nude. Cioè magari, non so, si rimaneva in corpetto, che cosa, una gonnellina, un pantaloncino, era una cosa anche fatta in maniera divertente, non era nulla di volgare. Ma c'era uno spogliarello? No. Non c'era uno No. spogliarello? Spogliarello è quando una si mette nuda, gli spettacoli di burlesque rimangono Non con i brillantini e i capezzoli, non è così. Ho capito.
Spettacoli burleschi, può ripetere, non ho sentito. No, dico, solitamente gli spettacoli burlesque rimangono nude con i brillantini al seno, invece non è così. Io ho detto burlesco come per dire uno spettacolo del bagaglino, questo genere qui. Cioè poteva essere il genere burlesque, il genere danza del ventre, per capire un attimo il genere. Senta, lei è stata convocata ad una riunione che è stata indetta dopo che sono state fatte le perquisizioni. Lei sa che a un certo punto sono state fatte delle perquisizioni nei confronti di Alcune ragazze, eccetera, e questo si colloca il 14 di gennaio del 2011. Ci sono state delle convocazioni per una riunione da Berlusconi, dal Presidente. Lei ne sa qualcosa? No. Perché c'è una telefonata che non è intercorsa direttamente con lei, ma con mia sua sorella con Alessandra Sorcinelli. In cui, brava, ecco, vedo che è informata sugli atti. Sì, ma sono anche cose uscite sui giornali che ho letto su Dagospia. Allora, comunque ne sa qualcosa, al di là di quello che ha preso sui giornali. Sì. Questa cosa lei l'aveva saputa, che c'era stata questa telefonata tra... Sì, ma anche perché c'era anche l'aveva saputa, dimentichi i giornali, prima da sua sorella che ci sarebbe stato questo incontro? Ma non mi ricordo, cioè noi non eravamo presenti, potete vedere no, anche le certo, se sua sorella le ha detto... Guarda, mi ha telefonato Alessandra e mi ha detto che c'è questo incontro. No, cioè non mi ricordo neanche se me l'ha detto mia sorella o comunque se l'ho letto sui giornali, cioè sono passati anche 3 anni. No, però delle perquisizioni sapevo, cioè l'ho saputo anche dopo da appunto delle ragazze che mi dicevano che erano c'erano state le incursioni di questi poliziotti a casa alle 7 del mattino. Non sono incursioni, sono perquisizioni. Vabbè, Le incursioni li fanno i pirati. Però senza neanche avvisare. A meno che qualcuno le abbia detto che era un'incursione. Normalmente le perquisizioni si fanno proprio senza avvisare, se no la ricerca della prova non viene bene. Prego. Ecco, ma vorrei capire questo. Ripeto, io non le sto contestando una sua telefonata perché non esiste. Però nella telefonata di sua sorella con la Sorcinelli si parla proprio di dover andare a questo incontro, tant'è che sua sorella dice ma come ci vado? Ecco, quindi si poneva il problema del mezzo con cui andare. A lei cosa risulta? Io ho risposto prima, ho detto che non mi ricordo se l'ho sentito da mia sorella o l'ho sentito sui giornali. Ma poi che male ci poteva essere se appunto le ragazze... Guardi, non è un problema di valutazioni. Noi le chiediamo, le stiamo chiedendo un dato di fatto. Quello non le so dire. Okay. Lei sa se sua sorella c'è andata? Sì, so se mia sorella c'è andata, assolutamente no. Viviamo insieme, quindi... Ho capito. Quindi non c'è andata. No. Okay. Grazie. Prego. Parti civili? Domande? Buongiorno, Avvocato Bugnano per la parte civile Battilana. Buongiorno. Volevo chiederle, lei ha detto che ha lavorato come meteorina. Sì. Può spiegarci come è avvenuta questa selezione, come, diciamo, se avete presentato una domanda, come avveniva la selezione delle meteorine? No, allora noi siamo entrati nell'agenzia di Lele Mora, sia io che mia sorella, nel 2005, era tipo aprile che ci siamo iscritti in agenzia e ci chiamavano per dei provini e appunto un agente appunto dell'agenzia ci aveva chiamate, contattate perché cercavano delle meteorine per il TG4 perché fino a quel momento c'era soltanto Eleonora Pedron. Noi ci siamo presentate in 2, siamo piaciute, basta, e abbiamo iniziato a lavorare. Avete fatto un provino? Sì. Okay. E chi glielo ha fatto? Emilio Fede. Proprio in studio si faceva. E la retribuzione per questo lavoro? Era 500 euro al giorno a puntata, cioè il primo contratto, che noi abbiamo iniziato a lavorare
a maggio del 2005, se non sbaglio. Il primo contratto era fino a dicembre e non lavoravamo tutte le settimane perché ci dovevamo alternare con Eleonora Pedron, e quindi magari a puntate era 500 euro. Quindi, così giusto per fare un conto anche grossolano, 500 euro a puntata, lei dice che non Dal lunedì al lavoravate venerdì? dal lunedì al venerdì, non lavoravate tutte le settimane, quindi indicativamente al Una mese, settimana al mese. quindi sui 5 per 2005-3000 Non euro. tu, cioè erano, comunque dovevamo togliere le tasse, comunque Certo, pagare certo. il commercialista. Va bene. Volevo chiederle un'altra cosa. Lei ha detto che percepisce 2.500 euro al mese dal presidente Berlusconi, Sì. mentre su domanda del pubblico ministero in cui si parlava di una smart, questa smart la collochiamo Prima, nel 2010. sì. Perfetto. Ecco. Invece i due... Io gradirei capire cosa sta succedendo. Infatti ho detto Grazie. la colleghiamo prima. Gliene ha già anche dato atto. L'abbiamo già chiarito, sì, infatti Gli ho ha parlato. dato il pubblico ministero nel corso del suo esame, ha dato atto della data dell'assegno e dell'importo, quindi 13 maggio. 13 maggio, l'importo è 12.000 e qualcosa, adesso non mi ricordo più, è 4, esattamente. Sì, infatti io ho detto Prego, che la avvocato. smart la togliamo di mezzo. Ecco, invece l'assegno di 2.500 euro, da quando? Se riesce a esserci un po' più precisa? Non mi ricordo, cioè da qualche mese, cioè meno di un anno sicuramente. No, aspetti, allora forse io non ho capito, perché lei ha detto più o meno qualche mese dopo, potrebbe essere tra fine 2011 e Sì, non è a passato un cavallo. anno comunque, no, allora mi sono sbagliata io, allora sarà dal 2012. Perché adesso siamo a febbraio del 2013, anzi a marzo del 2013, Sì, neanche un anno. quindi molto dopo, Molto dopo, che era venuta sì, fuori sì, questa sì, situazione. sì. Ok. Ecco, ci può spiegare un po' meglio come è avvenuto il contatto poi a seguito del quale voi avete iniziato a percepire queste somme? Cioè voi, voglio dire, avevate una frequentazione assidua col presidente Berlusconi? Non assidua. Ecco, e quindi cioè, cosa è successo? Un giorno, ci spieghi? Un giorno ci ha chiamate, comunque venivamo chiamate dalla sua segreteria per una cena, era stata organizzata questa cena e abbiamo parlato anche di questo caso mediatico e lui chiedeva quali ragazze erano state compromesse cioè gli era stata compromessa l'immagine e da allora appunto lui disse che faceva in modo di non risarcirci ma di aiutarci, perché vedeva comunque che la nostra sofferenza, perché comunque oggettivamente lo comprendo. Certo, secondo lo me capisco. sono anche pochi non che sono pochi perché non ce li dovrebbe dare lui assolutamente, anzi lo ringrazierò tutta la vita, dico per il risarcimento della nostra immagine non ha prezzo secondo me, perché noi siamo ragazze di 20 anni che andremo avanti con la nostra vita e saremo macchiate per sempre, sì, certo. Assolutamente, perché basta mettere, scusi, su Google il mio nome e cognome Certo. e la prima cosa lo che esce capisco è benissimo. questo. Sono d'accordo. Volevo chiederle questo, quindi però non mi tornano quindi i mesi, scusi, perché di quando, diciamo, da quando percepite questa somma, perché lei dice a un certo punto siamo state chiamate dalla sua segretaria che si voleva informare su chi erano queste ragazze che avevano avuto un danno all'immagine. No, ce l'aveva chiesta lui Ecco, ad te l'ha una chiesta lui. cena. Sì. Perfetto, ecco, però questo è un dato notorio, quindi ne posso parlare. Gli articoli di giornale, quindi l'infangamento mediatico, mettiamola Sì. così, è avvenuto a gennaio del 2011, quindi in realtà è passato un Sì. anno e mezzo poi da quando il presidente Berlusconi Ma si sarebbe accorto che voi avevate... No, beh, certo, assolutamente, però cioè, ovviamente con i suoi impegni non poteva dar retta anche a noi magari a volte chiamavamo anche noi la segreteria per capire anche un attimo cioè, la situazione, così, per anche soltanto parlargli al telefono, per comunque renderlo partecipe della nostra sofferenza, sia nostra che familiare, e ovviamente da quel momento in poi che è successo il caso, forse siamo
siamo riusciti a vederlo dopo qualche mese, non è nell'immediato, anche perché sia io che mia sorella non c'è stata fatta nessuna perquisizione, non siamo mai state interrogate, quindi inizialmente noi pensavamo di non essere neanche state intaccate da questo, poi dopo si è rivelato il Ho contrario. capito. Lei ha un'occupazione lavorativa? No, per il momento no. Ma la sta cercando? L'ha cercata Sì, nei mesi scorsi? Assolutamente sì. E... Io ho fatto anche da barista nel bar comunque del mio ragazzo, adesso comunque il rapporto è finito, mando curriculum, però cioè, si mette anche nei miei panni, non è bello che comunque guardano il mio nome e lo associano a quello. E quindi voglio dire, lei ha avuto dei rifiuti lavorativi perché hanno... No, non mi contattano, non la contattano non mi proprio? contattano, poi prima avevo... E lei lo addebita a questo motivo, cioè al fatto che individuano che lei è una delle oggettine? No, io Questa è un'opinione. Questa è un'opinione. Sì, io lo attribuisco sia soprattutto alla crisi, però io prima che succedesse il caso, io lavoravo cioè anche non solo nel mondo dello spettacolo, anche come modella per manifestazioni fieristiche e da allora Non l'hanno più chiamato. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei. Prego. Avvocato Castrale, difesa Chiara Danese, buongiorno signorina. Buongiorno, Solo due non so domande. chi sia. Lei a queste cene ha sempre partecipato con sua sorella? Sì. Mai da No, sola? tranne una volta che io ero negli Stati Uniti e lei forse ha partecipato da sola. Ma quando lei ha partecipato Sì, anche sì, tu? sì. A proposito di questa, di questo bonifico che le ha dato il Presidente, vediamo se riusciamo ad ancorarlo con una data. Lei è stata sentita in un altro procedimento penale dove è coinvolto il Presidente? Sì, sì. Si ricorda quando è stato sentita? Un paio di mesi fa. Potrebbe essere novembre 2012? Allora sì. Rispetto a novembre 2012, questo aiuto che è stato accolto dal Presidente, si ricorda più o meno quanto tempo prima? O dopo? A novembre appunto avevo risposto da qualche mese, adesso sto dicendo da meno di un anno, adesso non mi ricordo, comunque vi ripeto, darò in privato il mio IBAN se può servire, cioè è tutto alla luce Se del c'è un problema di acquisizione lo si può fare anche con No, polizia, ma all'incirca lei rispetto a questa data che le è stata, questa è una data certa perché Sì, è novembre, agli atti del processo, ecco. Quindi rispetto a questa data, la domanda è rispetto a questa data del novembre, più o meno quanto tempo prima colloca l'inizio di questo aiuto che le viene dato? Sarà stato marzo-aprile a questo punto, non lo so, marzo-aprile dell'anno scorso. Del 2012, va bene. Grazie. Prego. Avvocato De Domenico per i Manfadil. Senta, lei prima ha riferito che a queste cene partecipavano anche degli amici del Presidente. Ci può dire chi sono, se li conosceva? Non li conoscevo. Ma erano di sesso maschile? Maschile, coppie anche. Coppie anche, però non le conosceva? No. Nessuno. E tra questi personaggi maschili c'era Emilio Fede e Mora? Ma un paio di volte, sì. Ecco, per quanto riguarda invece l'invito a recarsi a una di queste cene, da chi le perveniva questo invito? Dalla sua segreteria. Ok, e invece per quanto riguarda Emilio Fede con il quale ha lavorato, le ha mai proposto di recarsi? Mai. Ecco, una precisazione invece sul dopo cena. Ecco, lei ha riferito che c'era questa cena e poi andavate tutte le partecipanti in questo luogo. Anche i partecipanti. Anche i partecipanti in questo luogo sottostante. Certo. Poi lei ha precisato che andavate, lei e sua sorella, vi recavate appunto sotto tutti. questa saletta. Sì. Aveva un nome questa saletta che lei ricorda? No. C'era un palo della lap dance? Sì. Ecco. E a questi balletti che lei ha definito appunto balletti di burlesque, si ricorda chi partecipava? No. Non mi ricordo mai, anche perché non conoscevo tutte le ragazze, poi non è che andavo spesso, quindi
le potevo vedere una volta, ma non saprei neanche dire i E nomi, lei cioè io con non chi so s- neanche chi sia né Chiara Danese né Iman Fadil, se non per i avevamo giornali. Sì, e invece allora c'erano delle ragazze che ballavano e lei e sua sorella cosa facevate? Oppure lei si conquistava? Tutti ballavano, era come una sorta di discoteca, poi mi sembra 1 o 2 volte c'era anche il figlio del presidente, quindi non credo che lui davanti al figlio, Pier Silvio, facesse cose sconvenienti Ma o io, le cose no, che... no, io non le ho chiesto questo, io le ho chiesto Sta semplicemente... parlando di balli. Sì, sì, tutti non c'è nulla ballavano. di sconveniente. No, infatti, tutti ballavano, poi magari se qualcuno arrivava che si voleva esibire con danza del ventre, allora c'erano dei divanetti, tutti ci sedevamo, appunto guardavamo lo spettacolo e poi di nuovo si continuava a ballare, tipo una discoteca. Ok, c'era, e io le ho chiesto, lei e sua sorella appunto, quindi ballavate anche voi? Partecipate anche voi a questi Come ballo. Ballo. Ha detto che noi cantavamo perché cantavamo. Sì, ma dico, non esibizione, No, cioè ballare. tipo magari si stava Tipo in piedi discoteca. e ci si muoveva così, cioè non è questo ballare, dico esibizioni no, io e mia sorella cantavamo, sì. E l'ex presidente Emilio Fede cosa facevano? Dove era? Ex-presidente? Sì, non è più presidente del Consiglio. No, Emilio Fede mi ha detto. Non L'ex Emilio Fede, Ah, l'ex Ede. presidente. Emilio ok, scusi. Fede che facevano. Non sento. Nulla, stavano seduti. A guardare. Sì. Ok. E lei per la partecipazione a queste cene, non so se gliel'hanno già chiesto, ha ricevuto dei soldi? No. No, solo la Smart. Sì, sì. Sì, non per la partecipazione alle Non cene. per la partecipazione alle cene. Durante... Non per la No, partecipazione. assolutamente. Poi comunque c'era un'amicizia dal 2005, adesso siamo al 2013, Certo. comunque c'era No, ma anche poi lei una ha spiegato sorta di che erano convegno. tutt'altre Sì, certo. le motivazioni, appunto di consentirle di avere un Ah, mezzo sì, di sì, trasporto sì, per sì, muoversi sì, più sì, sì. tranquillamente, non costringere i genitori a accompagnarla. No, così. certo, sì, Ok. sì. Ecco, quando invece finivano queste cene, voi tornavate a casa con quale mezzo? I miei genitori rimanevano Venivano fuori. a prendervi... Cioè rimanevano lì, andavano a mangiare una pizza e poi ci riportavano a casa. Vivevamo con loro. Ok, ultimissima domanda. A queste cene si parlava di che cosa, se se lo ricorda, se si parlava anche di lavoro, di proposte lavorative? No, assolutamente. Non si parlava o... Non si parlava di proposte lavorative, no, Di assolutamente. che cosa si parlava? Di politica, si raccontavano barzellette, comunque era molto conviviale, ma nulla di che, di Mediaset o comunque lui che spingesse le ragazze a lavorare, assolutamente no. Ok, non ho un'altra domanda. Anzi, a me mia sorella, se posso dirlo, Sì, ci sì. diceva sempre: ragazze, voi non siete adatte al mondo dello spettacolo, siete troppo brave per bene. Perché molte ragazze si diceva che erano, Molte come rag- si dice, no, ma non molte ragazze che partecipavano alle cene, come si dice, i produttori nel cinema così che ci provano con le ragazze, è questo. E quindi Così. no, scusi, allora... E a lui ci diceva sempre: ragazze, voi non siete fatte per fare comunque spettacolo, perché siete molto per bene e brave ragazze. Bisogna essere per male, insomma. Ok, Ah, grazie. beh, sì, in molti casi, ma anche nel lavoro normale alla fine è sempre così. Va bene. Sì, infatti noi così facciamo. Altre domande? Volevo sapere proprio 2 precisazioni. Prima di tutto lei prima ha accennato ad alcuni lavori che ha fatto e al fatto che adesso non trova lavoro. Per completare il quadro, prima di tutto volevo sapere lei che titolo di studio ha? Io sono diplomata come perito chimico. Ha proseguito poi, ha tentato di proseguire gli studi Sì, a livello universitario? Sì, sia io che mia sorella ci eravamo iscritte a Scienze della Comunicazione, però per anche non potendoci pagare gli studi, non avendo un lavoro e per non gravare sulle spalle dei miei genitori, non abbiamo proseguito. Eravamo iscritte alla Cattolica di Brescia. Senta, nel periodo in cui, successivo a quello in cui ha lavorato come meteorina, Sì. che altre attività ha svolto?
Sì, noi abbiamo fatto anche un reality, sia io che mia sorella abbiamo partecipato nel 2008 ad un reality, comunque il meteo è durato per un po', perché comunque noi abbiamo iniziato nel 2005 e lavoravamo quasi sempre, appunto una settimana al mese, poi con il passare degli anni fino al 2009, magari appunto il direttore Emilio Fede ci chiamava, non so se magari non trovava ragazze, così sapeva che noi lo sapevamo fare e quindi comunque ci chiamava se mancavano ragazze, così. E quindi se vedete, seppure occasionalmente, continuato Sì, questa continuato attività. a lavorare. Voi avete partecipato a un reality più o meno in che anno? Penso, allora, la primavera del 2007 dovrebbe essere, non 2008-2007, era la fattoria. Facevate anche, non so, modelle? Sì, modelle per manifestazioni fieristiche, per abiti da sposa, comunque venivamo chiamate sia per il fatto che eravamo un pochino conosciute e poi perché, ma sempre per comunque conoscenze di Brescia, Bergamo, così. Va bene. Senta, poi prima avrei dovuto chiederlo a sua sorella, ma mi è sfuggito, lo chiedo a lei. Sua sorella ha detto che voi siete di una ottima famiglia. Ci può spiegare il pensiero di sua sorella? Cioè, No, se ho ben capito, voi lavoravate anche per mantenervi agli studi e non volevate gravare. Mio papà è un ex poliziotto, adesso è andato in pensione proprio l'anno scorso, e mia mamma lavora al Tribunale dei Minori, per quello era un'ottima famiglia. Perché... Ottima famiglia. Sì, certamente non ottima ottima famiglia, non agiata. Okay, sono dei lavoratori umili. Un'ultima cosa le volevo chiedere. Lei ha parlato di questa prima conoscenza con l'onorevole Bresconi nel 2005. Sì. Se ho ben capito, in Sardegna? In Sardegna, sì. Come ci è arrivata? Quanto tempo si è trattenuta? Lei ha parlato di una cena. Sì, perché noi appunto lavorando anche per Emilio Fede, ad agosto 2005 eravamo state chiamate dall'Elemora, lavorando per l'Elemora anche dell'agenzia, ci aveva chiamate prima di Ferragosto comunque per stare a casa sua, comunque che c'erano vari tronisti, questo e quell'altro, per fare delle serate, ci aveva ospitato e da lì poi abbiamo ricevuto la chiamata del presidente per il giorno di Ferragosto. La casa di L'Elemora in dove? Era a Porto Cervo. Quindi in Sardegna? Sì, in Sardegna. Eravate ospiti di L'Elemora? Sì, ospiti di L'Elemora per 2 o 3 giorni e poi appunto ci ha chiamato il presidente per quell'unica serata di Ferragosto e basta. Cena lì. Sì. Nel frattempo avevate già avuto il contratto come Meteorina? Noi abbiamo avuto il contratto a maggio. Ok. Quindi abbiamo iniziato e lui appunto, il presidente ci aveva invitate dicendo che eravamo simpatiche, comunque gli piacevamo come immagine al meteo del TG4, ci aveva fatto un sacco di complimenti per quello. Va bene, grazie mille. Grazie a lei. Altre domande? No, grazie. Grazie, può andare. Grazie.